Inizia la nuova stagione per l'Eclissi Careni Pivigina, ne parliamo con il direttore generale Luciano Titonel, che finalmente parla, insomma qualcosa dice, no? Stiamo scherzando. Titonel, caldo, campo da gioco e ci siamo. Sinceramente non so come fanno a allenarsi questa sera perché con questo caldo mi sembra quasi impossibile, però bisogna iniziare, quindi si inizia. Avete formato una squadra con l'addio di alcuni senatori e l'arrivo di gente giovane, perché siete veramente una squadra giovane. Sì, la squadra penso che sia la squadra più giovane in assoluto del girone. E la nostra politica, secondo me, la società ha piacere di proseguire in questa maniera e cerchiamo di prendere i giovani che ci interessano. Lo scorso anno abbiamo avuto un periodo in cui Malerba non era riuscito ad entrare nella testa dei giocatori, poi ha trovato la quadra molto bene ed è stato un finale piacevole. Speriamo che quest'anno parta prima, diciamo, invece di aspettare come l'anno scorso, magari partiamo subito con il sistema giusto. Insomma, dai. Secondo te sarà un campionato ancora difficile, ancora tosto come lo scorso anno? Sicuramente sì, forse anche di più perché ci sono squadre che si sono rinforzate come ogni anno, però insomma sicuramente c'è più di una squadra che può lottare per il primo posto. Secondo me anche il campionato di promozione è salito. Sinceramente devo dirti che non ho guardato tanto, sì, normalmente è un bel campionato anche quello. Cosa chiedi? Di far meglio dell'anno scorso?